Ancora una volta nel territorio del comune di Gaglio, in particolar modo nella valle di Campomulo, si registrano, permettetemi di usare un termine, i soliti idioti che al calar della neve, quando arriva a 10-15 centimetri il manto nevoso, si apprestano con i propri mezzi, pensando di avere dei carri armati sotto il sedere, si apprestano ad entrare in certe zone proibite, vietate, che tra l'altro sono anche zone battute per i sci da fondo piuttosto che per le ciaspolate o le passeggiate. Il sindaco di Gaglio è duro, irremovibile, perché dice non è la prima volta che succede e il danno è sia per chi compie questi gesti sconsiderati che per chi li deve soccorrere nel caso restino bloccati. Qualcuno ha dormito anche nella macchina, fortunatamente per lui aveva abbastanza carburante da tenere accesa la macchina tutta la notte, visto che siamo anche abbondantemente sotto lo zero, e queste persone, oltre che poi a rischiare loro stessi un certo assideramento, mettono come sempre a repentaglio la vita dei volontari, soccorso alpino in primis, che devono raggiungerli per soccorrerli e per poi tirar fuori le loro macchine con altri mezzi cingolati, e quindi il danno sul danno. Io ho chiesto ai carabinieri forestali di applicare il massimo della sanzione, poi quando quella sanzione dai carabinieri forestali arriverà nel mio comune, a quella sanzione applicheremo anche i danni per ripristinare i luoghi. Quanta gente avete già identificato voi? Sono 4, ma arriveremo a 8. Tolleranza zero da Gaglio. Assolutamente, no, questa volta veramente io sono incazzato nero e ripeto a queste persone, e spero che qualcuno di loro mi stia anche ascoltando, perché poi spero di avere il piacere di poterci parlare personalmente con queste persone, con questi Rambo delle macchine. A loro sarà applicato il massimo della sanzione e il massimo del danno ripristino del luogo.